Summit in prefettura a Venezia sulla questione profughi. Il prefetto Domenico Cuttaia chiama a rapporto i sindaci e con lui c'è anche il prefetto Mario Morcone, capo del Dipartimento per l'immigrazione. Subito il prefetto Morcone fuga ogni dubbio e torna ad escludere l'ipotesi di creare anche in Veneto un hub regionale per lo smistamento dei profughi assegnati al nostro territorio. Scelta questa da imputare al fatto che la direzione che ha preso marciapiede nella stessa convinzione dei primi cittadini e delle autorità locali, ha fatto notare lo stesso prefetto Morcone, è quella per un'accoglienza diffusa dei singoli gruppi. Non possiamo chiedere ai nostri cittadini di ospitare migranti sapendo già all'origine che 2 su 3 non avranno mai lo status di riconoscimento di profugo, il che vuol dire che il numero esatto che noi ospiteremo sarà quello che riceviamo, perché poi nessuno verrà rimpatriato. Il prefetto Morcone è intervenuto anche sull'ipotesi di utilizzare l'ex base militare di Bagnoli nel Padovano. Se si farà, ha detto, sarà una base provinciale. Bagnoli dovrebbe rappresentare una fase successiva, oltre alla Tendopoli, scelta per una fase emergenziale e costituita da casette prefabbricate e da ristrutturazione di immobili esistenti. Decisa anche la chiusura tra 15 giorni e un mese, probabilmente a fine agosto, del centro di accoglienza allestito all'ex caserma Prandina. Si distende dunque il clima sulla questione profughi in Veneto, anche se il governo prende atto della necessità di ragionare e non imporre ai sindaci e prefetti una linea non condivisa. È oggettiva la difficoltà rispetto al lavoro dei prefetti, perché poi ognuno fa il suo lavoro, però è altrettanto vero che davanti alla difficoltà del Veneto vuol dire non riconoscere la realtà che qui di spazio non ce n'è più. Intanto continuano gli sbarchi. In giornata a Reggio Calabria è giunto un pattugliatore della Guardia Costiera con a bordo altri 328 migranti originari da vari paesi del Centro Africa, salvati nei giorni scorsi nel canale di Sicilia. Dopo il loro sbarco 100 di questi sono già arrivati in Veneto.